Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello Spettaciomercato Batman napoletano. Come è stato? Aiù, spero tutto bene. Allora, aiù, questo video andiamo a parlare di news di calciomercato. Allora, io direi di partire con la Roma. Intanto ditemi se vi piacciono i capelli come me ne sono fatti biondi. Ditemi se mi piace, se vi piacciono qui sotto nei commenti. Vabbè, partiamo con la Roma. Roma che di recente ha avuto diversi contatti con Paixão del Marsiglia, il calciatore brasiliano che piace molto al club romano. E c'è la società, ma sia la società che Gasperini punta molto sul giocatore, sperano di riuscire a prenderlo. E poi, ma tenendoci in ambito Roma, rimanendo in ambito Roma, mancano solo gli ultimi passaggi formali per il rinnovo di Bala, scusate. Poi, Acerbi, ormai come sappiamo non fa più parte del progetto dell'Inter, infatti è stata messa sul mercato e su di lui si sono mossi sia Genoa che Monza. Però la destinazione che preferisce il giocatore è Genoa. Poi il Como, scusate un attimo, il Como apprezza molto Gonzalo Garcia del Real Madrid, però la pista ad oggi non è molto calda perché ci stanno altri club più ambiziosi del Como, come per esempio stesso in Spagna ci sta il Real Betis. Vabbè, poi continuano i contatti tra Napoli e Vicario. Poi lesione all'adduttore per Wesley, che lascia quindi il mondiale, salterà tutto il mondiale. E al suo posto il Brasile convocherà Ederson. Poi la Lazio, passiamo alla Lazio, perché? Perché la Lazio sogna due giocatori, cioè Santiago Gimenez del Milan per l'attacco e sempre in attacco Luca sognerebbe anche. Piace molto a Gennaro Gattuso, preferirebbe Luca, non so se preferisce Luca, ma vabbè. Ovviamente oggi la pista Santiago Gimenez è un po' più difficile. Poi Juventus e Sorlot stanno ai termini contrattuali, però c'è Napoli ieri piomba su di lui, è piombato su di lui nelle trattative e Napoli appunto è piombato su di lui. Poi Paolo Maldini, visto che in questi giorni è stato, diciamo, è stato accostato al Fenerbahce, club turco, vi devo smentire questa notizia. Vi dico che è falsa, almeno da quanto so io. Poi è pronta un'offerta per Mike Magnan da parte del Chelsea, portiere del Milan, che è stato corteggiato dal Chelsea anche la stagione scorsa. Poi Cagliari è in trattativa in corso in Pisa per Aebischer, scusate per la pronuncia. Sarebbe un affare di circa 5 milioni più uno di bonus. Poi
È ufficiale, Giovanni Malagò è nuovo presidente della Federcalcio italiana con il 68,58% dei voti. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, aiuto.